Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con veloce Beckham che contiene Big Business Arc che si installa al comando, poi Volto del Nord che ruba la posizione a Big Business, il quale rimane di fuori, quindi Demonio DS, poi ancora Zoello che precede Bianca del Sile, in corda Bomber B, quindi Draghetto P che è partito abbastanza bene da 20 metri, va a prendere la quarta pariglia esterna, 16-2 il lancio di Beckham. Guida Beckham nei confronti di Big Business Arc al suo esterno, in corda Volto del Nord, poi Demonio DSE, quindi in corda Zoello, terza pariglia per Bianca del Sile a precedere Draghetto P, quindi Dakota Winner. Inizia un po' ad allungare il battistrada dopo primi 400 metri tranquilli in 31,3. La piegata di destra se ne va in 15,7, 47 per i primi 600 metri di corsa, con Beckham all'avanguardia, bello agganciato alle guide, in corda Volto del Nord, largo Big Business, gruppo disposto per pariglie, 800 metri in 1 e 2. Prosegue in evidenza, figlio di Napoleon Barr che si mantiene saldo battistrada, di fuori sempre Big Business Arc, quindi Volto del Nord avanti a Zoello, Demonio DSE sempre in seconda pariglia precedendo Bianca del Sile e Draghetto P. Metà gara in 1.17,6. Beckham e Big Business sempre uno accanto all'altro, poi Volto del Nord, quindi Demonio DSE, Bianca del Sile, Draghetto P, non cambia nulla davanti alle tribune, un paletto un po' più svelto in 14,7, segno che Beckham sta accelerando. Al suo esterno è sempre Big Business Arc, dalle retrovie non si muove ancora nessuno, galoppa Draghetto P. Frazione sulla curva di destra in 14,7. Numero Beckham 10, Draghetto P, squalificato. Sempre Volto del Nord al largo Big Business. Poi Demonio che prova a venire in terza corsia. Il miglio in 2,1,4. Accelera Beckham che si guarda a destra. All'esterno è Demonio DSE, poi in corda Volto del Nord, si muove anche Bianca del Sile a numero 9 Dakota Winner squalificato. Arriva Demonio, prova ad arrivare anche Bianca sul passo Big Business, Beckham che allunga da Demonio che attacca all'esterno, ma Beckham viene a vincere al minimo dei giri. Beckham che vince facile nei confronti di Demonio DSE e di Bianca del Sile. 29 ad arrivare, 1.15,8 ragguaglio cronometrico. Successo in coast to coast per Beckham, Giuseppe De Filippis allena e guida per la scuderia Noma Farm, tutto facile per il figlio di Napoleon Barr e Iris Cream che in coast to coast si impone nettamente in questa ottava e conclusiva dall'Arcoveggio. Giuseppe De Filippis e la Noma Farm sugli scudi per il successo di Beckham.